per fare questa riunione. È importante questa riunione pubblica perché credo sia importante, ecco, dialogare con il territorio, con i cittadini e sicuramente dare l'esatta situazione, lo stato dell'arte di quello che è la situazione dell'ex AGI, perché sappiamo, come abbiamo letto tutti dai giornali, in questi periodi si leggono tante versioni, ognuno ha la propria idea, ognuno ha la propria visione, e quindi credo che il meglio di tutto sia che direttamente l'amministrazione possa andare sul territorio convocando una assemblea pubblica, i poteri assolutamente della funzione pubblica, e parlare direttamente ai cittadini e dare solo quello che abbiamo, l'iter che è stato costruito fino ad oggi sullo stato dell'arte di quell'arte. Questo per chiarezza, per trasparenza, per capire tutti quanti come stanno le cose, e tutti quanti poi potranno fare le proprie considerazioni. Mi auguro andare a casa questa sera, tornare a casa, magari con più chiarezza in testa di quello che magari è attualmente. Questo è lo scopo di questa riunione, e vedere questa grande affluenza mi fa piacere, perché segno che c'è la volontà, ecco, di ascoltare e di capire veramente questa situazione dell'area ex AGI che si protrae sicuramente da ogni anno, perché quel distributore è lì dal 1956. Parto da un dato di fatto. Allora, tutto questo iter parte da una delibera del Consiglio Comunale numero 43 del 2022. Questa è la partenza di tutto questo iter, dove in quella delibera si è espresso, il Consiglio Comunale ha espresso la propria volontà pianificatoria, scegliendo di consentire su quell'area interventi di rigenerazione urbana degli immobili dismessi, implementandoli e dotandoli sicuramente di opere pubbliche doverose, opere di urbanizzazione, adeguamento della viabilità, che in quel posto sappiamo è abbastanza critica, e anche un contributo straordinario. Questo era tutto quello che era all'interno di quella delibera che tutti sicuramente siete andati a vedere, avete studiato, avete visto, ma la partenza di tutto è stato lì. Quindi ci troviamo in un'area dove il Consiglio Comunale a quella delibera ha dato questa possibilità. È un'area privata, è sempre stata privata, quindi è giusto sottolineare che è un'area privata, e con quella delibera è stata anche valutata degradata. Questo è l'iter. Quell'area è un'area che è composta da due perimetrazioni. Una che comprende il distributore, il vecchio distributore che tutti conosciamo, e quella è un'area commerciale, mentre la parte sotto, dove c'è il condominio, è un'area residenziale. Quindi quest'area è composta da due aree che hanno queste indicazioni. E con queste indicazioni, lo sappiamo ormai tutti, perché è stato dichiarato più volte, poi sicuramente il dirigente Todon entrerà più nel dettaglio più specifico nella parte tecnica, la proprietà di questa area può fin da subito realizzare la propria attività commerciale. La farà utilizzando gli stabili e cubature che sono esistenti, ma la può fare. Quindi questo è un dato di fatto. Questo però è giusto che sia chiaro. E con la delibera che andremo a sottoporre al Consiglio Comunale sarà dare seguito a tutto questo iter partito con una delibera del 2022 che vi ho appena citato. E all'interno di questa delibera ci sarà la proposta di variante del piano di interventi come indicato dalla provincia e dalla regione. Questo è il quanto. In più, questa situazione ha anche tutti i pareri favorevoli della conferenza di servizi. Questo è importante, anche questo dirlo. A questo punto, come amministrazione, visto che è già possibile che la proprietà, se ne ha la volontà, possa realizzare la propria attività commerciale, cosa abbiamo fatto? Come facciamo
facciamo questa sera? Abbiamo aperto un dialogo sulla proprietà. Tutta la maggioranza ha indicato al sindaco di aprire un dialogo per capire se era possibile andare oltre e aumentare quel contributo straordinario a beneficio della frazione, a beneficio della collettività. È quello che abbiamo cercato di fare, è quello che abbiamo portato e porteremo questa sera, porteremo in proposta al Consiglio Comunale in questa delibera. Anche perché non dobbiamo dimenticare che contestualmente, bene sottolineare, in questa frazione, che è una frazione molto popolosa, una popolazione soprattutto, una frazione soprattutto residenziale, e l'impegno che richiede l'amministrazione anche solo per le manutenzioni, mantenere in ordine quest'area, sicuramente è importante, ma anche mantenere soprattutto implementare una rete di servizi. Quindi andare a creare ulteriori opere pubbliche sicuramente è importante, perché c'è il bilancio comunale per mantenere le manutenzioni, che a volte magari anche voi state pensando che il comune non è sempre puntuale, a volte io assolutamente sono critiche accettabili, perché bisogna avere comunque uno stimolo per migliorare sempre di più. Comunque dovete sapere che chi è di qua, chi si è messo alla valutazione dei cittadini, è qui per cercare di fare proprio meglio con le risorse che ci sono. Credo che nessun amministratore sia qui per così tirare 5 anni, quindi questo lo voglio dire perché a scarso di evidenza. Tutti credo si impegnano al massimo per fare il massimo per i propri cittadini. Quindi la situazione attuale è questa. Oggi il proprietario può realizzare la sua attività economica, commerciale così com'è, e la delibera che verrà sottoposta al Consiglio Comunale, che è il Consiglio Comunale eletto e preposto a approvarla o meno, questo è fondamentale dirlo, e questa delibera dà la possibilità, come in partenza della delibera 22, di unire i due volumi e fare un unico stabile, logicamente con tutte le opere di compensazione che ho citato prima, quelle urbanistiche e quelle straordinarie. Quelle in più attualmente, che poi vi specificherò meglio, che abbiamo così concordato con i proprietari, questa sera possiamo dire che ammontano a 460.000 euro in più, quindi non è cose così di poco conto, è giusto valutare cosa si trasferirà, quel beneficio che avrà questa frazione con questi contributi straordinari. Quindi, se il Consiglio Comunale, che come dicevo prima è l'ente preposto a decidere, deciderà a favore di questa delibera, noi avremo in questa frazione questi benefici. Avremo finalmente la riqualificazione di quell'area, che è un minimo anche da cittadino, anni e anni che sentiamo parlare di quell'area. La riqualificazione di quest'area porta anche più parcheggi, visto che abbiamo lo stadio vicino, che sarà un ambiente dove potremo andare a utilizzare anche per eventi importanti che caratterizzeranno sicuramente anche nei prossimi anni, perché è una struttura veramente da fare. Quindi, che dovrà realizzare le opere, come vi ho detto, di urbanizzazione, di contributo straordinario per la frazione, che la stima complessiva sono 1.370.000 che andranno a beneficio di questa frazione. Sono 720 per quello che riguarda le opere di urbanizzazione, che riguardano praticamente via Plebiscito, quindi la piazzale di Resistenza che sale verso Medaglie d'Oro, via Medaglie d'Oro e via Vittorio Veneto. Verranno allargate le corsie, quindi avere una scorrevolezza maggiore della viabilità. Verranno predisposti dei marciapiedi e piste ciclabili all'interno della proprietà privata che abbiamo oggi. Ci sarà una piazzola dell'autobus con la propria entrata e uscita. Ci sarà dalla rotonda di via Vittorio Veneto solo l'entrata adiacente al Millennium, quindi solo in entrato, nessuno si metterà da quella parte. E poi, se ricordate il piazzale della Resistenza che guardate su, c'è un porticato, verrà allungato per arrivare fino via vicino al Millennium, quindi per dare anche un decoro a questi, più i 62 parcheggi che vi ho detto in più, che saranno a uso pubblico all'interno di questa riqualificazione. Questo è il quanto. Mentre
il contributo che vi dicevo prima, che siamo riusciti in dialogo e anche evidenziando i bisogni della frazione, che sono pari a 650.000 euro, abbiamo pensato di farli così investire sempre in questa frazione, perché credo sia giusto che quando c'è un'opera pubblica su una frazione il bene venga riposto nella frazione e non portato in tutto il comune, come fra l'altro sarebbe anche possibile fare, però credo non sia doveroso e non sia nemmeno giusto. Quindi, come si comprende, quest'area, quindi l'ex AGIP, non si poteva chiedere di più come interventi e contributi straordinari, quindi abbiamo approfondito tutta la frazione e abbiamo cercato di dare un'indicazione per andare a investire questi 650.000 euro a vantaggio della frazione. Questo è quello che abbiamo fatto. Poi, verificando tutte i vari proposte e richieste che sono arrivate da questa frazione, anche negli anni ho trovato una richiesta che è più di 20 anni che viene richiesta continuamente, ma anche è una richiesta avanzata anche su una delle riunioni di maggio dell'assemblea della frazione, che come prima opera pubblica richiesta per questa frazione era la realizzazione di una rotonda davanti all'entrata del Don Bosco con relativi parcheggi. Quindi questa è una richiesta che arriva assolutamente dalla frazione, quindi è giusto tenerne conto, anche perché è un annoso problema che si protrae per anni e potremo dare seguito. E quindi io sono assolutamente importante e veramente sono contento perché possiamo eventualmente, se il Consiglio decide, dare attuazione anche a questo progetto, anche perché vorrei spendere 2 parole sull'attività che propone il Don Bosco. Io credo che sia una di quelle realtà che averla qui in questa frazione è un beneficio enorme, perché sicuramente crea un servizio fondamentale per le famiglie, per i cittadini, che va dall'istruzione, sappiamo che ci sono nelle scuole e sicuramente i ragazzi sono ben educati, educazione, che fanno anche questo, sport, centri estivi, tutta l'attività parrocchiale. Io credo che questo sia un fiore all'occhiello che non bisogna dimenticare, perché è sicuramente anche dare la giusta rilevanza dei bisogni, perché l'entrata e l'uscita di questo luogo è importante anche per la sicurezza dei genitori, dei figli che vanno a prenderli, e quindi credo che quest'opera possa sicuramente dare una risposta a questi bisogni. E quindi è innegabile che questa sarà una trasformazione futuristica, innovativa e porterà un grande beneficio, soprattutto anche la sicurezza e anche la fruibilità della viabilità. Quindi credo che questo sia un intervento importante. Però non bisogna dimenticare che in questa frazione abbiamo anche una grande opera, l'ho citata prima, lo stadio. Lo stadio è un'opera più importante che stiamo realizzando nel nostro comune con i fondi PNRR. È un'opera che ha come copertura finanziaria più di 9 milioni e mezzo. Non è poco, dite 9 milioni e mezzo, è semplice, non è facile, perché noi quando siamo arrivati avevamo una copertura di 4 milioni e 9, se non vado errato. Per arrivare a 9,5 abbiamo fatto tutti i viaggi dovuti sui ministeri, i confronti, grazie anche alla parte tecnica che ci ha sostenuto, e abbiamo implementato con 5 milioni e mezzo quell'opera, arrivando a 9 milioni e 6, per realizzare un'opera che potesse avere i 2000 posti per la Serie C, visto che abbiamo avuto anche la fortuna che il campionato è andato bene, quindi la nostra squadra è salita di livello. Ma possiamo anche fare qualsiasi evento che vogliamo, anche di atletica, di meeting di atletica, di concerti, qualsiasi cosa che ci viene in mente e possiamo realizzarla. Questo è giusto anche sottolinearlo, perché all'interno c'è anche una pista di atletica nuova che è costata 720.000 euro e credo che sia un impianto veramente di eccellenza che si possa, ecco così, organizzare qualsiasi tipo di evento, e questa è una cosa che credo faccia piacere a tutti quanti. Quindi oltre a tutte queste opere che siamo nella possibilità di realizzare, c'è anche questo, ma soprattutto all'interno di questa struttura è stata pensata anche delle sale di ritrovo, sicuramente per le istituzioni sportive, ma anche per dare la possibilità, come avevamo già pensato per la ristrutturazione dell'ex caserma
di vigili del fuoco soli di dare la possibilità a una sala interna che sia fruibile dai cittadini, dalle associazioni del territorio, soprattutto delle frazioni. Quindi quello potrà diventare, ecco, la sede, quando ci sarà bisogno di fare delle assemblee della frazione, chiedendo chi gestisce attualmente e sportivamente la possibilità di utilizzare questa sala. Quindi questo è quello che abbiamo al giorno d'oggi, questo che è stato stabilito nel 22, l'iter che è stato percorso e portato avanti da questa amministrazione. Oggi lo specchio e il panorama che abbiamo davanti è questo. Io parlo solo per dati reali, quindi questo è lo stato attuale delle cose, non dico altro. Poi tutto il resto, ognuno ha le proprie idee, ognuno può proporre, può vedere alternative, può vedere altre cose, è possibile, non è possibile. Questo lo deciderà il Consiglio Comunale. Però questo è lo stato dell'arte oggi. Quindi io mi fermerei qui, però lascerei la parola al dirigente, l'ingegnere Donoi, che conosce, ringrazio anche per la sua presenza fuori orario di lavoro, per dare sicuramente dati tecnici e anche magari portando a conoscenza della delibera che peraltro è inviato perché è questa azione della gente per esprimere i contenuti e anche se magari ho dimenticato qualcosa della implementazione allo stato attuale dell'anno. Quindi grazie e lascio la parola all'ingegnere Donoi. Buonasera a tutti. Il sindaco ha detto le cose sostanziali e l'intervento che vado a fare sulla sua richiesta è un intervento molto tecnico per illustrare quello che è l'iter della pratica e soprattutto l'oggetto della delibera che verrà discussa nella prossima seduta del Consiglio Comunale di giovedì. È uno dei punti all'ordine del giorno del titolo Piano urbanistico attivo invariante del piano di interventi dell'intervento su aree censite al codice 59, campane, eccetera, adozione ai sensi del provvedimento di comma 8 della legge regionale 11 del 2001. L'ambito del PUA ha una superficie di 7.794 m², è ubicato tra via Vittorio Veneto e Piazzale della Resistenza, in un tessuto edilizio costituito prevalentemente di insediamenti di tipo commerciale, direzionale e residenziale. Catastralmente l'area è censita appunto al foglio 59 con 7 mappali, la gran parte di questi sono di proprietà privata delle ditte proponenti il PUA, mentre la viabilità e il titolo mappale sono intestate ai comuni del Belluno. Allo stato attuale l'ambito territoriale definito dal piano urbanistico è contraddistinto da due costruzioni vetuste, citava prima il sindaco, un fabbricato, la vecchia stazione ASI, costruita nel 1955, dichiarata il 19 gennaio 1956 quando cominciò l'esercizio, che è situata nel centro del lotto, in posizione cospicente del Vittorio Veneto, che ha destinazione di uso commerciale. Mentre il fabbricato collocato nell'angolo orientale della proprietà, rivolto verso il Piazzale della Resistenza, ha destinazione di uso residenziale. Come diceva il sindaco, lo dicono i latini, il termine sapore, il punto di partenza. Il punto di partenza è la delibera del Consiglio Comunale 43 del 26 aprile 2022, che ha approvato l'individuazione di zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 27 della legge 457 del 78 tra via Vittorio Veneto e Piazzale della Resistenza, dando atto che la zona di degrado veniva individuata in vista del recupero unitario e omogeneo del patrimonio edilizio esistente allo scopo di promuovere interventi di rigenerazione urbana degli immobili dismessi, compreso nello stesso, precisando altresì gli interventi che sono proposti in attuazione delle disposizioni di quella legge 14/2019, Veneto 50 che dà delle premialità, potranno usufruire delle deroghe ai parametri relativi alla superficie coperta del numero urbanistico nel rispetto contemporaneo dei limiti massimi previsti dalla persona emessa dalla citata norma e di relativi provvedimenti attuativi sulla base di tali deroghe verrà calcolato e applicato il contributo compensativo straordinario da finalizzare in monetizzazione o realizzazione delle opere. Questo è quanto deliberato ancora nel 2022.
Ricordo che io ero appena arrivato qui, la delibera fu oggetto di discussione e, cosa straordinaria, di un sopralluogo da parte della commissione consigliare seconda, avvenuto il 31 marzo 2022. La commissione si adoperò anche fissando alcune prescrizioni relative alla viabilità, la rotatoria, dobbiamo allargarla, via del plebiscito doveva essere allargata, ma c'è qui il tratto completo del plebiscito della rotatoria allargato con anche una pista ciclabile, dava tutta una serie di prescrizioni ed costituisce allegato fondamentale di quella delibera. Su quell'allegato il progettista incaricato della proprietà ha costruito la proposta progettuale del piano urbanistico. Andiamo nel merito. Il piano urbanistico prevede che gli edifici esistenti vengano demoliti e la capacità edificatoria, determinata in base alla consistenza degli edifici esistenti, ma tenuto conto della premialità della legge regionale 14/2009 e quindi della legge 2050, della potenzialità edificatoria riconosciuta dal PRG per la zona B, per residenza sotto, possa essere utilizzata in sintonia con la popolazione delle aree circostanti per la realizzazione di edifici ad uso commerciale, direzionale e artigianale, una superficie di vendita massima di 1500 m². Il QA, che è stato presentato dalla proprietà, prevede una superficie lorda di 2070 e una superficie coperta di 1454 m², quindi nel limite, che genera una superficie a parcheggi a uso pubblico di 1665 m². Sulla base degli elaborati, si potranno vedere, vengono fuori al piano, diciamo piano terra 48 parcheggi di uso pubblico e in superficie sul tetto altri 13 parcheggi di uso pubblico. È chiaro che questo in sede di progettazione edilizia esecutiva, perché questo è un piano, non potrà essere oggetto della SCIA, quindi ci sarà un permesso di costruire che tiene conto del piano e dovranno essere reperiti poi gli standard a parcheggio dei nuovi fabbricati, 100% della superficie lorda, parcheggi privati 1 m² su 10 m3 e quindi ci sarà tutta la rispetto della normativa per quel che riguarda i parcheggi, cioè ci saranno i parcheggi di uso pubblico, quei 61 che dicevamo, più i parcheggi privati che indicativamente dovrebbero essere una quarantina, la potete poter crescere anche. Oltre al recupero del patrimonio edilizio, ci siamo concentrati sui famosi 1450 m², si avrà, alla luce di quelle prescrizioni che dicevo fatte dalla Commissione consigliare del 2022, il rifacimento completo, lo diceva già il sindaco, e l'allargamento delle rotatorie stradali esistenti per gli interventi ambientali loro, e il diametro che passerà da 33 a 36 metri di diametro, sarà implementato con un nuovo impianto di illuminazione, ci sarà la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale, in sostituzione di quello esistente, situato in 2 margini stradali, il tutto ricavato attingendo anche a aree di proprietà privata previste poi in conseguenza con questo piano di incisione comune. Per quanto riguarda l'accesso all'orto, diceva il sindaco prima che a livello di intervento prevede che lungo la viabilità pubblica vengano eliminati gli accessi esistenti, cioè quelli che erano i vecchi accessi agli istitutori vengono eliminati e ci sarà solamente un nuovo accesso realizzato sulla viabilità ad uso pubblico già esistente a fianco del Millennium. Quindi il passacavallo esistente che costituisce l'imbocco dell'attuale viabilità di uso pubblico, dato con il Millennium, non viene modificato, però considerato che detta viabilità ad uso pubblico permette il passaggio dei veicoli superiori a 3,5 tonnellate per la presenza lungo il percorso di Soleil e parcheggio interrato del Millennium, il progetto del tuo prevede la realizzazione di un nuovo tratto stradale, diciamo il lato proprietà privata, andrà a occupare aree di proprietà privata ricadenti nell'otto al fine di allontanarsi dalle strutture esistenti e consentire così a tutti i mezzi usciti verso il piazzale dell'esistenza una uscita molto più agevole. Fuori dell'ambito, e questa è una descrizione che è stata data dalla nostra polizia locale dalla Provincia, viene realizzata anche lungo via Vittorio Veneto prima dell'incrocio con via del plebiscito, sostituendo all'esistente una nuova fermata degli autobus completa con benzina del peso.
lungo il margine nord-ovest a ridosso di territorio veneto e si accederà comunque attraverso questa stradina che ho detto che si chiama Millennium, ci sarà l'area a partita standard con relativi spazi di manovra che sono circa 1300 metri quadri estimati 48 partiti di gioco pubblico. A livello di questa resistenza è previsto un nuovo comunicato che c'è la comunicato esistente sul piazzale della resistenza e sulla copertura ci sono 365 metri cubi a servizio sul pubblico in cui sarà possibile realizzare circa 13 posti alti. Questo costo delle opere di urbanizzazione sono 700.000 euro, cioè come collegato agli lavori tutto quello che vi ho descritto io fa parte degli elaborati presentati ancora l'anno vecchio 2022 da parte della proprietà. In base a questa proposta l'ufficio aveva attivato la conferenza di servizi e questa conferenza di servizi si è conclusa il 4 aprile 2023 con un esito favorevole. C'erano tutta una serie di pareri e di prescrizioni. L'ingegner civile aveva dato parere favorevole dal punto di vista idraulico, ma il primo invito che abbiamo avuto era quello che non poteva dare parere geomorfologico e sismico, perché il comune allora non era ancora dotato della microdonazione sismica di secondo e terzo livello. Tuttavia, l'articolo 49 del PRR prevede che la compatibilità alle condizioni geomorfologiche del territorio non debba esserci al momento dell'adozione, ma almeno al momento dell'approvazione, cosa che non è ancora avvenuta. Nel frattempo, allora, l'ho detto subito, nel frattempo il Comune poi nel 2023 ha dato un incarico, ha fatto lo studio di microdonazione sismica, ha quindi dato mandato al genere civile, ha mandato tutto dopo anche alla direzione di difesa del suolo, alla fine l'ufficio del genere civile il 31 marzo del 2025 ha espresso parere favorevole per quanto riguarda la compatibilità geomorfologica richiesto con nota nel quadro dei pareri. Quindi questo primo invito è stato ben superato. Avevamo poi la necessità dell'avvio della procedura di verifica di assoggettività a protezione ambientale strategica da parte della Regione che ha ritenuto di soggettare il piano. All'interno del parere della Commissione Bassa c'era stata anche una sollecitazione da parte della provincia corretta in cui diceva guardate, secondo noi occorre fare una variazione delle previsioni urbanistiche generali vigenti al fine di rendere pienamente conforme l'intervento proposto alle previsioni del patto che nel frattempo il Comune aveva approvato e al piano di interventi vigenti. Preso atto di queste prescrizioni, la proprietà ha ritenuto di integrare il progetto del piano con tutta la documentazione necessaria per arrivare a quello che è il piano attuativo invariante al piano di interventi che il Consiglio Comunale è chiamato a discutere nella prossima seduta. Ci sono state una serie di integrazioni e alla fine ci sono tutta una serie di pareri che abbiamo visto pareri della PCSP, ecco, se ti vicino anche dei Dolomiti per quanto riguarda l'acqua e le forniture, le distribuzioni, i Dolomiti bus, all'ASL, ai vari uffici del comune, alla provincia di Belluno, per quanto riguarda la compatibilità con il piano il medio del trasporto pubblico urbano, che è dato un documento che si è non funzionato alla fine. E alla fine siamo a gennaio 2025, subentra anche un nuovo regolamento per quello che riguarda il via VAS Vinca che costringe la proprietà, il progettista, a integrare ulteriori documentazioni per quello che riguarda appunto i nuovi regolamenti emanati dalla Regione. Nel marzo 2025 la proposta di delibera è stata portata in Consiglio Comunale ed era stata ritirata dal sindaco al fine di valutare adeguatamente l'ingresso pubblico.
interesse pubblico che ha portato la vice del sindaco a chiedere alla proprietà, in alcune interlocuzioni, la possibilità di non incassare da parte del comune quei famosi 189.000 euro che sono il contributo straordinario dovuto del comune, ma di far atterrare quei soldi lì e quanti ne servivano in più per realizzare l'opera che viene del sindaco, cioè una nuova rotatoria con annessi parcheggi, possiamo dirlo anche con la costruzione di tutte le aree necessarie per rendere la rotatoria più confortevole, soprattutto avere i parcheggi ovviamente su una proprietà privata, da parte della proprietà. La richiesta è stata fatta nel giugno 2025 dalla proprietà, la proprietà ha risposto dicendo sono disponibile. Non abbiamo attualmente ufficialmente un progetto esecutivo per quel che riguarda la rotatoria, però sulla base di questi parametrici e differendoci la rotatoria che abbiamo realizzato recentemente, stiamo parlando della leader, piuttosto che quella davanti all'emisfero, davanti ai miei tutti, in base a questi calcoli qui, indicativamente il valore sono intorno ai 650.000 euro. Quindi dedotti, come diceva il sindaco, per un contributo straordinario di 1.360 e 17 calcolati, che sono circa 460.000 euro in più rispetto al contributo straordinario. Chiudo dicendo questo, la proposta che verrà presentata dal Consiglio, quindi per punti, di quel punto 1 prevede di condividere la proposta del tua in variante B presentata dalla proprietà, adotta questo piano urbanistico attuativo in variante del piano di interventi, approva tutti gli elaborati depositati dagli uffici, adotta uno schema di convenzione privato, una volta approvato ancora lungo, il privato ha una convenzione che stabilisce tempi e modalità di esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione, la possibilità dell'agibilità dopo aver realizzato le opere di compensazione. Ci sono tutti una serie di clausole che garantiscono il comune una certificazione operativa da parte del viene dato l'altro che il contributo straordinario rispetto al 2022 non viene monetizzato in 140.000 euro, ma viene realizzata un'opera da parte del privato del valore che viene stimato intorno ai 650.000 euro e che viene realizzato in ogni caso a totale spesa senza alcun onere da parte del privato. Naturalmente tutti i progetti del TUA si adegueranno al quanto detto dalla conferenza dei servizi, non potrà essere fatta una scia, ma sarà fatto un permesso di costruire abbiamo solamente il piano biomedico dell'ufficio, abbiamo quanti saranno i parcheggi, però non abbiamo a disposizione il l'esecutivo. Allora, rispondo solo alla signora. Il piano è stato visitato per 10 giorni consecutivi presso la sede comunale, deposituali quindi potrà comunicare entro i successivi 20 giorni. Questo piano ha dotato le eventuali osservazioni che preverranno sono valutate dal valutatore basso dell'esercizio, tecnicamente dall'ufficio tecnico, dal consiglio comunale che approverà il piano di contribuzione. Queste saranno poi rimesse alla piana tecnica di commissione regionale bassa, la cui conclusione positiva costituirà il presupposto per l'approvazione finale da parte del Consiglio comunale. Questo è in sintesi quello che è il documento che viene proposto all'ordine del giorno e sarà deciso dal Consiglio. Ora, grazie. Io adesso sapete come stanno le cose, lo stato dell'arte delle cose, come sono state costruite. Io direi che ora
prima di qualsiasi intervento chiederei, perché l'ho invitato per questo, visto che è rappresentante di questa frazione, se il capofrazione della frazione di Valle Vic vuole intervenire, lo prego di venire qui perché abbiamo solo questo microfono. Per avermi invitato, almeno formalmente, e io inizierei innanzitutto perché, come avete letto sui giornali in questi giorni, in queste settimane, no? Siamo stati un po' tacciati di fare mistificazioni, di dire cose false e falsità, però secondo me oggi sono state dette più falsità di quante forse siano dette. Allora, io innanzitutto credo che l'atto iniziale non debba essere la delibera di Massaro del 2022, ma l'atto iniziale che ha dato avvio a tutta questa situazione, ce l'ho sotto mano e lo potete visionare con i vostri occhi, è l'atto di compravendita, l'atto notarile di compravendita a firma del dottor Michele Palumbo, notaio e sedico, del 22 settembre 2021. Con annessa certificazione di destinazione urbanistica. Ecco, cosa si dice in questo atto notarile? L'atto notarile di fatto dice che la società ENI SpA è proprietaria di un complesso immobiliare sito in comune di Belluno, via Vittorio Veneto, costituito da un'area di circa 2780 m2, su cui insiste un fabbricato, il tutto già adibito a punto vendita dismesso ed avente una destinazione d'uso commerciale. Ecco, io personalmente credo che questa sia una considerazione vera, in parte vera e in parte è falsa. Non è una destinazione d'uso commerciale totale, ma solo in parte. Infatti, se noi andiamo a vedere diciamo così, il catasto, le misure catastali delle singole subalterni, cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere che solo il subalterno 8, comprendente il bar e la sala, ha una destinazione catastale di tipo C1. C1 significa una destinazione catastale, una bar in bottega, quindi pari a 118 m2. Questa è l'unica destinazione commerciale che l'area AGIP, l'edificio, il manufatto Paciocca, ha destinazione commerciale. Gli altri subalterni, come subalterno 9 ad esempio, ha una destinazione catastale C3, ossia una destinazione artigianale, laboratori per arti e mestieri. Addirittura, se noi andiamo a vedere ancora la misura catastale dell'intera struttura, è classificata quale E3, ossia costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche. Quindi capiamo che solo il bar, pari a 118 m2, ha una destinazione catastale tipica commerciale. Ecco. Allegato a questo atto, ed è qua che forse viene un po' sbugiardato le considerazioni di chi dice che è un'area commerciale, il certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 8 luglio 2021 dall'architetto Michele Rossato, responsabile dell'area urbanistica, dice una cosa, ossia dice che i terreni siti nel comune di Belluno, distinti in catasto al foglio 59, mappale 1310, come individuati nella planimetria allegata alla richiesta in oggetto, sono classificati come segue. Risulta classificata nel piano regolatore generale zona territoriale omogenea F con sigla FPP. Risulta inclusa nell'ambito di urbanizzazione consolidata di cui alla legge 14 del 2017 della Regione Veneto.
Questo è il documento di certificazione di destinazione urbanistica rilasciato dal nostro comune di Belluno, allegato all'atto notarile. E io poi vi leggo anche, perché mi sembra giusto che i cittadini lo sappiano, cosa significa zona FVP, cosa significa zona F e cosa significa zona VP. Ve lo leggo così lo sapete lì, potrei anche dirlo, però leggete forse, se lo sia più chiaro a tutti. Adesso un attimo. Estratto dalle norme di attuazione del piano regolatore generale. Zona territoriale omogenea F significa zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale e su cui vige un vincolo espropriativo. Zona F significa zona soggetta al vincolo espropriativo. Verde pubblico attrezzato, VP, significa che si tratta di aree di uso pubblico destinato ad attrezzature per il soggiorno e il gioco all'aperto. Possono essere inoltre ospitate attrezzature sportive e di svago particolarmente adatte alle finalità turistiche, purché non siano causa di inquinamento acustico. Inoltre è ammessa l'installazione di chioschi ad uso bar o per la vendita di frutta, bevande, alcolici della superficie coperta massima di metri quadri 20. Quindi io spero che sia chiaro cosa significa. Alcuni hanno detto che l'area è decaduta dai vincoli. Nel frattempo, però, come dice la signora Michela Rossato, l'architetto Michela Rossato, è intervenuta una legge, cioè la legge 14 del 2017, per cui si dice che nelle aree in cui vi è un vincolo espropriativo e questo sia decaduto e non vi sia stata una destinazione urbanistica differente, quell'area per un termine perentorio pari a 5 anni viene a rivivere. Quindi con questo ne deduciamo, per favore, che una cosa, che tra il 2017 e il 2022 sicuramente l'area era verde pubblico attrezzato, quindi nel 2021 quando il proprietario ha acquistato l'area sicuramente sapeva che stava acquistando l'area verde pubblico attrezzato con un vincolo F, quindi soggetta ad esproprio, giusto perché ha detto che parla con i documenti, le carte, e queste sono le leggi. Ecco, come avete detto prima, l'area è stata classificata come degradata. L'area classificata degradata è stata classificata come tale nel PAT, nel piano di assetto territoriale del 2021, che è stato adottato il 29 novembre del 2021 ed approvato il 9 dicembre del 2023, entrato in funzione dicembre del 2023. In questo lasso di tempo, appena pochi mesi dopo, nel 2021, nei primi mesi del 2022 mi pare, il privato, l'azienda proprietaria privata, propone un piano urbanistico attuativo per il recupero e la rigenerazione degli immobili. Cosa succede? Che da qua arriviamo alla famosa delibera della Giunta Massaro del 26 aprile del 2022. La questione va quindi, appunto, come ha detto, in consiglio comunale, dove appunto questa delibera, della quale potete anche voi vederla, perché ve la do, ha ad oggetto l'individuazione della zona di recupero del patrimonio edilizio esistente e della rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 27 della legge 457 del 1978. Cosa dice questo articolo? Perché gli articoli non vanno solo citati, vanno anche letti e interpretati. Questo articolo dice: possono essere individuate nell'ambito degli strumenti urbanistici generali le zone dove per le condizioni di degrado si rende opportuno per
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione, alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature. Ecco, se noi leggiamo questa delibera, però, non si parla mai, si parla del piano di recupero per il patrimonio edilizio esistente per la zona di degrado, e anche lì va capito cosa significa degrado, perché nel 2021, quando l'area è stata acquistata, e si può notare anche nell'atto di prestazione energetica che classificava come quell'area, e si vede anche nel documento, quell'area degradata non era degradata. Fino al 2022, quindi, con la giunta Massaro, non si parla mai di supermercato. Chi dice che in questa delibera c'è la variante dal piano degli interventi e che c'è la volontà di trasformare l'area in commerciale, o mente sapendo di mentire, o è malafede, o non ha mai letto la delibera. Io credo che sia così. Dopodiché, appunto, come ha detto l'ingegnere Donon, l'attuazione del PUA a seguito dell'individuazione della zona di recupero dovrà obbligatoriamente prevedere la corrisponsione di un contributo compensativo straordinario aggiuntivo rispetto agli standard di totalizzazione previsti ex legge, da attuarsi mediante la monetizzazione e la realizzazione degli immobili. Dunque qua poi è stato previsto appunto una realizzazione di interventi in relazione alla viabilità e accessi e uscite che ha appena descritto. Ma qua fino ad adesso non si è mai parlato di area commerciale, di supermercati, come ho detto, fino al 2022, l'area è stata classificata come zona FIP, non era un'area commerciale, anche se sussisteva un bellissimo manufatto archeologico, architettonico, che era una pompa di benzina, ma questo non giustifica la destinazione né catastale né di zona, né tantomeno in uso, tranne il bar, quale commerciale. Queste sono le carte che sono state lette e che sono ben visionabili e che vi faccio visionare volentieri. Ecco, quando è che inizia a parlarsi di supermercato? Quando è che inizia a parlarsi di zona commerciale? Ecco, è solamente nel 2023, con l'attuale giunta del Pellegrin, che ha emanato una delibera della giunta comunale, la numero 91 del 2023, dove espressamente viene posta in essere la trasformazione dell'area in commerciale con il supermercato. E infatti si dice: con riferimento alla legge regionale numero 50 del 2012, la legge sul commercio veneto, il piano urbanistico attuativo proposto prevede espressamente la possibilità di insediare una media struttura di viabilità fino a 1500 metri quadri, aggiungo io, oltre che in forma di esercizio commerciale singolo, anche come l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, e pertanto dovrà essere rispettato quanto previsto dalla legge. Quindi è solo con questa giunta che inizia a parlarsi di area commerciale, di zona commerciale, e dunque possiamo dedurne che sia una volontà politica di questa giunta la trasformazione dell'area in commerciale. Questo è... Sì, scusate se sono prolisso, però ho bisogno di spiegare almeno
questi sono poi i presupposti anche della petizione che è stata fatta in 3 giorni, tra l'altro, perché abbiamo scoperto in maniera molto limitata che c'era una delibera. Ecco, quindi scusate, ma io dovrò dire tutto. Come abbiamo detto, no? Come abbiamo fatto l'assemblea, infatti. Ecco, dunque, come abbiamo detto, come ha detto anche il signor sindaco, l'area è un'area non classificata. Attualmente, effettivamente, è un'area non classificata perché sono decaduti i vincoli. È la cosiddetta area bianca, che urbanisticamente viene identificata come area bianca, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale numero 11 del 2004, cioè quando decadono i vincoli espropriativi dopo 5 anni, con una proroga eventuale di 5 anni, questi tanto durano i vincoli espropriativi. Quando decadono i vincoli espropriativi diventa questa area bianca, area non classificata in base alla legge del Veneto, su cui possono operare solo determinati interventi finché non ci sia una variante al piano degli interventi. E quali sono questi interventi che possono essere effettuati e che effettivamente uno tra questi è stato effettuato sulla benzina della Baciocchi? Ossia, si possono effettuare nell'area bianca una ristrutturazione, una manutenzione ordinaria, una manutenzione straordinaria, un restauro conservativo, una ristrutturazione. Ed effettivamente, se ricordate bene, quando è stata effettuata l'abbattimento della pensilina, no? Il cartello che cosa recitava? Manutenzione straordinaria attraverso la segnalazione certificata di inizio attività, mi pare fosse estate del 2022. Ecco, da qui, quando abbiamo scoperto in modo anche abbastanza celere, in modo ristretto, con tempi ristretti, perché già ci stavamo lavorando in realtà a una petizione che in realtà era una delibera di iniziativa popolare che ho presenziato, dato al segretario generale e che ho dato anche e che il signor Tononi, l'ingegnere Tononi, ha dato parere vincolante come da regolamento all'articolo 49. Abbiamo fatto una petizione di 800 firme per far che? Solamente per ripristinare un'area che aveva quella determinata destinazione urbanistica, cioè destinazione urbanistica FVP. Questo volevamo fare, nient'altro. Questo è il motivo per cui è stata fatta la petizione, per cui abbiamo sollevato tutto questo polverone, diciamo così, perché quell'area era FVP e deve esserlo secondo noi. Ecco, la delibera del 31 marzo 2025, che ricordate forse bene, è stata ritirata dal signor sindaco con una promessa unilaterale e a seguito del deposito della nostra petizione, delle nostre firme, è stata ritirata per un determinato motivo, ossia per permettere approfondimenti sull'interesse pubblico. Ecco, sull'interesse pubblico dell'area. Cosa succede? Succede che in questi 2 mesi ci aspettavamo un confronto pubblico come oggi, ci aspettavamo una partecipazione popolare, una progettazione urbanistica o comunque un coinvolgimento della cittadinanza come sarà oggi. Spero che i cittadini intervengano sulla questione. E siamo venuti a scoprire il 13 giugno, motivo per cui poi abbiamo fatto l'assemblea frazionale con gli strumenti che noi abbiamo del capo frazione, delle assemblee frazionali. È stata fatta una delibera di giunta a firma del vice sindaco Paolo Gamba, assessore all'urbanistica, che dice una cosa molto interessante, cioè che l'interesse pubblico dell'area viene rinvenuto nell'opera pubblica della rotatoria e dei parcheggi con annessi parcheggi della rotatoria. Cioè,
E qui noi siamo rimasti tutti abbastanza sorpresi, allibiti, siamo rimasti molto molti, molto allibiti sul fatto che ci siamo chiesti tutti quanti, amareggiati, più che amareggiati ci siamo sorpresi del fatto che lei non abbia ascoltato i cittadini. Ecco, qual è il nesso tra supermercato e rotatoria? Cioè, come fa un'opera che è a 500 metri di distanza dall'area AGI ad essere di interesse pubblico per la medesima? Ci siamo chiesti questo, qual è il nesso logico? E poi immagino che potrà rispondere. Ecco, scusi. Sì. Ecco, ci siamo chiesti tutti quanti qual è il nesso causale che ha portato a queste decisioni, cioè cosa c'entra la rotatoria che va a lavare come un'opera pubblica connessa all'interesse pubblico del supermercato? Come fa ad essere l'interesse pubblico? Voi l'interesse pubblico, signor Gamba e signor Sindaco, lo dovete trovare all'interno del piano di recupero, della perimetrazione del piano di recupero, non a 500 metri, non a 1 chilometro, dentro il piano di recupero previsto dalla delibera del 2021. Presto la conclusione, non si preoccupi. Ultima cosa, la rotonda, la rotatoria con i parcheggi, in realtà noi vedevamo anche un'area verde, perché le assemblee vanno seguite, non vanno sopprette gli articoli sul giornale, bisogna venire alle assemblee, bisogna ascoltare. Chiedevamo anche una piccola area verde per una piazza di Berlino, di questo quartiere, non ha una piazza, non ha dei punti di ritrovo che non siano la parrocchia, e per carità io ringrazio Don Michele per l'ospitalità, però magari anche per predisporre altre stanze, altri luoghi di incontro, di aggregazione, secondo me è una cosa più che positiva se viene fatto. E appunto chiedevamo la rotonda, ma è ovvio che la rotonda quale opera pubblica? Ma è ovvio, signor Gamba, che l'opera pubblica come la rotonda ha sempre un interesse pubblico, ma ci mancherebbe altro. Questa è l'amministrazione deve tendere all'interesse pubblico, mai all'interesse dei privati. L'urbanistica, signor Gamba, deve essere tesa, come tutta l'azione amministrativa, al bene pubblico e all'interesse pubblico, al bene comune, non agli interessi, non ad altro. Ecco, adesso noi sappiamo che addirittura verranno messi 1 milione di euro a Barberic, siamo contenti per carità, però non si fa così urbanistica spostando i soldi di qua, di là, in base agli interessi che non siano unidiretti all'interesse comune. E adesso mi presto a concludere che io domando anche all'assemblea, alla gente oggi in sala, quanto sarà impattante un supermercato su una rotonda, che ci siamo chiesti tutti, che tutti quelli che sono venuti a firmare lo dicono, quanto sarà impattante, sarà infestante un nuovo supermercato su quella determinata area, un'area come la rotonda dell'area quindi del Barberic, dove passano, in base ai dati che lei ha divulgato, 26.000 veicoli al giorno. Non crede, signor Gamba, che il supermercato potrebbe peggiorare ancora maggiormente? Ho parlato anche
lasciano che gli altri dicano cose che spero che saranno ascoltate e che non passeranno in sordina, diciamo così, come noi ci siamo riuniti all'Assemblea frazionale, abbiamo votato, l'ho invitata, signor Sindaco, il 7 di giugno, il 21 giugno, c'erano 70 e non sono pochi. 35.466 abitanti nel comune di Belluno. Ma non c'è. Le assemblee frazionali non apposta per questo. Mi risulta che lei faccia parte di Azione, è vero? No. Mi so che lei... Questo attacco personale sinceramente lo ritengo anche un po'. Abbiamo fatto oggi un'assemblea. Lei appunto dica ai cittadini che tra 2 giorni nel Consiglio Comunale delibererete la variante al termine degli interventi, se avete i numeri, qualora aveste i numeri di farla passare, delibererete dopo 2 giorni che fate questa assemblea. Questa assemblea dovevate farla 3-4 mesi fa, non dovete farla adesso. Ci doveva essere una progettazione partecipata. Sì, concludo con una frase del cardinale Pizzaballa, secondo cui, signor Sindaco, gli appelli sono stati fatti per essere accolti, non per essere calpestati. Intanto vi dico questo: queste riunioni pubbliche che il sindaco ha convocato, lo scopo è quello di un dialogo civile e rispettoso. Questo è quello che io auspico da queste riunioni pubbliche, perché se non vige il rispetto, tutto quello che ci siamo detti non vale nulla. Io credo che siamo tutte persone civili, persone che sanno mantenere un rispetto, e bisogna essere rispettosi delle istituzioni, dei cittadini, delle frazioni, di tutto quello che serve. In questa assemblea mi sembra che fino a questo momento non è stato così. Perché siamo qui per dire le cose come stanno, e le potete verificare in tutti gli atti dell'amministrazione attuale di uffici, perché fino a prova contraria il capo frazione ha portato la sua versione, le carte sono le stesse. Mi permettete che da sindaco io sicuramente ho fiducia nel mio staff tecnico, nell'ingegner Tolon e tutto il resto. Se voi non lo ritenete tali è un problema vostro. Io da sindaco tengo fede agli uffici comunali. Questa è la visione che assolutamente viene fatta. Per quanto riguarda invece le provocazioni del capo frazione, che tali sono, non rispondo perché in assemblea pubblica rispondere alle provocazioni, falsità, cioè credo che veramente chi
dice queste cose si prenderà le proprie responsabilità, perché credo che Minaccia dietro nel sindaco, dice sindaco se parlerà, viene qui per portare falsità ai cittadini. Credo che sia doveroso e rispettoso assolutamente affermare questo. È doveroso, assolutamente. All'assemblea in cui sono stato citato poteva venire. All'assemblea, se avevo altri impegni e non sono potuto venire, e ho comunque comunicato ai capofrazioni che non potevo esserci e quindi ho inviato il mio assessore alle frazioni, credo di aver fatto solo il mio dovere di sindaco senza che nessuno possa dire altro. In più, credo nelle ultime cose dette che come mai si va a realizzare l'opera più di 500 metri dalla ex area, quindi non è possibile, secondo il capofrazione, portare questo bene alla frazione. Io credo che sia un grande risorsa per la frazione 650.000 euro in più, e questa decisione della giunta del consiglio comunale della mia maggioranza è stata quella di calare queste risorse nella frazione a beneficio della frazione. Se anche di questo il capofrazione della frazione è contrario, mi meraviglio, perché se io abitassi in questa frazione e calerebbero 650.000 euro di opere pubbliche, ringrazierei per quanto. Questo è un'altra cosa. Poi su quello che riguarda la viabilità lascio a Bono, non c'è nessun tipo di problema, e ho rispettato quello che ho detto perché sono venuto a parlare di questo argomento in un'assemblea pubblica indetta dal sindaco in qualità delle sue funzioni. L'ho fatto, sono qui per spiegarvi come stanno le cose. Voi potete tornare a casa, spero, con qualche idea diversa da come siete arrivati. Se non è così, l'importante è che io sia venuto a dialogare con voi, perché il dialogo è sicuramente giusto farlo, e alla fine di questa assemblea è comunicativa per dare come stanno le cose. L'ingegnere non ha spiegato tutto, le carte sono disponibili a tutti, qua improvvisati ingegneri urbanistici, come abbiamo sentito, credo non sia il caso. Io credo che l'ingegnere non, che come ha costruito tutta la pratica e sostenuto la parte politica, sia quello che deve fare un amministratore per il bene dei propri cittadini, per il bene della frazione. Il Consiglio Comunale è tenuto a dare un suo approvazione o meno a questa delibera. Il capofrazione ha citato anche i suoi numeri, credo che questo non sia compito suo, ma sia un problema mio, e quindi chiedo al capofrazione di lasciarmi fare le mie funzioni. Lo ringrazio. Adesso chiedo all'ingegnere Torò, prima e dopo. Allora, vi ho detto rispetto in questa riunione. Si possono capire le cose e sentire le cose che fa comodo, ma anche quelle che non fa comodo. Questo vuol dire rispetto. Questo vuol dire rispetto. Una funzione pubblica. Ok. Quando ho parlato per 40 minuti di capofrazione, tutti contenti. Adesso che parlo 5 minuti, ma guardate che questa riunione l'ho in dettaglio, io non è che dite allora, rispetto che è la riunione pubblica. Ingegnere Torò, se vuole dare 4 le risposte di quello che è stato detto da capofrazione, e poi ha chiesto di intervenire l'ex sindaco Giovanni Bello. Allora, mi pare che la problematica sia la destinazione urbanistica dell'area ex Saci, perché purtroppo c'è la problematica. Allora, un po' di storia di questa cosa.
è un'attività commerciale costruita con una licenza del 55 e dichiarata agibile nel 56. Tale attività ha funzionato fino al 2014 e per qualche anno ancora ha funzionato solamente di base fino alla cessione del compendio immobiliare da parte di Eni ad oggi. Quindi lo fate replicare o no? Dov'è la democrazia qua? Oh, mezz'ora, cavolo! Hai parlato sulle democrazione. Lo fate parlare o no? Dici che replica? Alle Costituzioni, volete dire? Bisogna sentire il piano regolatore il piano regolatore vigente approvato nel 59 classifica le aree quali zone edilizie simili in sito tipo B. Il piano regolatore approvato nel 76 classificava l'area in parte zona B semi-intensiva e in parte zona F pubblici servizi. Su quest'ultima insisteva ancora il fabbricato. Il piano regolatore adottato nel 96 e approvato nel 99 riclassificava l'area in parte quale zona FPP, verde pubblico attrezzato. Nel 2004, decorso il termine quinquennale per procedere all'esproprio, cosa mai avvenuta, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente diviene un'area non pianificata, nella quale sono consentiti gli interventi previsti dalla normativa stessa. La manutenzione straordinaria diceva. Allora, dichiarare che un distributore non è un'attività commerciale non è vero. Io questo non posso dire, non è vero. Perché non è stato fatto l'esproprio quando era dichiarata verde? E nessuno aveva fatto posizione. Allora, nel 2022, perché nessuno ha impugnato la delibera? Un'altra cosa da dire, perché non avete impugnato la delibera? Qualcuno, perché non avete? Chiedo a messa in penale, perché se siamo qui deve essere un dialogo costruttivo. Giovanni, prego. Io sono Carlo Giovanni, per chi non mi conosce, e sono a casa mia, perché io sono nato nella casa popolare via Francesco Agosti numero 8, l'unico sindaco dopoguerra proprietario di una casa popolare, invece sono tutti studiati. Allora, il problema, io mi scuso così, ora abbiamo fatto 60 anni in politica, il problema lo vedo dal piano politico, perché è la parte più nobile dell'attività di una persona che si dedica al bene comune. Quindi io lavoro di essere un politico e forse anche d'esempio positivo. Se qualcuno lo ritiene, me lo dica che io sono in grado di difendermi con tutte le armi democratiche. Venendo all'ordine del giorno, questa giunta, questo consiglio comunale ha ereditato un atto amministrativo verso la fine di una legislatura. Ognuno ha la sua cultura di governo. Io che sono notoriamente un usciere, mi sarei guardato bene di fare questo atto amministrativo perché stavo andando a casa. E non tutti siamo uguali, ci sono politici bravi come lei e sciocchi come me. Ma il signor Sindaco, nella dichiarazione che io non posso che credere,
sul giornale cita che nell'aprile del 22 con la precedente amministrazione comunale ha approvato questa delibera urbanistica il 26/4/22. Siccome io sono un povero uomo, ma se fossi un imprenditore, come mai la compro un anno prima? Che è cos'è? L'ingegnere classificato un anno prima. Su quell'area posso fare un'attività, perché facciamo le delibere allora? Quindi Crema Giovanni, imprenditore, ha comprato un'area edificabile con la vecchia casa dove da ragazzino andavo a vedere perché non avevo i soldi. Il calcio lungarone, no? In costruzione, perché sono più vero. E allora anche l'altra per mettere insieme. Perché ci vuole un attimo anche un ragionamento politico che mi dispiace qua, non c'è, ma se ci fosse la giunta di allora glielo chiederei perché. Perché io non ho capito, avremmo fatto qualche anno così. E nessuna responsabilità sulle varianti del piano per quanto mi riguarda. Gli anni che avete ricordato non c'entra. Ma io vi chiedo anche un'altra cosa a voi invece, con massimo rispetto. Il Consiglio Comunale Sovrano c'è un atto amministrativo che solo voi potete rendere esecutivo. Io mi chiedo da cittadino e da antico senso, in un ragionamento sulla città, ma questa non è una frazione, questa abitanti non un paese, uno dei più grandi paesi della provincia di Berlino. Ma dico sul piano della viabilità, signor Sindaco, lei che sta in paradiso del confronto vero, più su. La vediamo tutti i giorni, no? Vede che negli anni 80 c'è stata la giunta, che mi ricordo molto bene, che aveva pianificato questo problema e aveva previsto 3 interventi. Un intervento era la viabilità che doveva partire dalla rotonda di Nogarelli, Fusighe, quella prima del sottopasso, per penetrare fino alla strada dove voi in maniera lodevolissima avete fatto quella bellissima rotonda. Però si ferma contro il prato. Basta andare da un'altra parte a fare un altro rondo, si fermava. Quella avrebbe tolto decine di migliaia di vizi che passano ora via delle Veneto, con tutte le conseguenze, anche di inquinamento che conosciamo. E poi un'altra cosa, perché bisogna guardare grandi in politica, non sulla roba, no? Bisogna essere stranici tutti i giorni per dare risposta al cittadino, ma fare interventi di 20 anni, 30 anni, voi avete appena iniziato oggi, quindi su questo non possiamo più. Ma però c'è stata questa pianificazione. C'è stato un lavoro di mesi e c'è stato anche un lavoro molto intelligente della politica, del Consiglio Comunale, dei funzionari, che abbiamo preso 137 miliardi di lire per fare la variante Cadova-Marisica-Massa, che in una occasione, con la legge degli immobiliari, abbiamo fatto la conferenza di servizi e abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni ministeriali. Quella giunta ha cambiato mestiere e 137 miliardi non sono stati. Il progetto era cantierabile, immediatamente cantierabile. Non è stato. Sono stati persi perché abbiamo fatto cadere tutte le autorizzazioni ministeriali e oggi non abbiamo quella variante della autostrada portava immediatamente di là senza dover passare per dove siamo qua. Allora lì, il mio era bello da leggere pignata alla nuova. Guardate, è stato
perché questa cosa grida vendetta, diciamo agli uomini, lasciamo stare per l'Eterno che non lo sa. Questa delibera non la vostra, e più che continuate su questo, non voglio definirlo, perché ho un po' di limite io, non si può bene il giocatore, un motore nuovo. Fermatevi, fatelo capire al proprietario che anche gli atti sono un po' troppo avvicinati. Se fossimo stati nel 94, probabilmente Giovanni avrebbe soggiornato da qualche altra parte. Allora io vi prego, quei progetti, e li regalo, però a caso li regalo, soprattutto di tutta la viabilità dello tratto che risolverete almeno il 40% del problema. Poi il supermercato non si sa è talmente tanti, pensa che un giorno la figlia della malafede, quando sorse il grosso vicino all'aeroporto, no? E in piena campagna elettorale ci fu un signore che per come si dice sparare, chissà, lei l'ha fatto perché lei è amico dei piedi, non ci fu perché lei ha ragione che ha dato l'autorizzazione, però non c'entra. Ecco, allora io vi prego, pensateci bene, perché quello che avete dove c'è la domanda, perché qui la figura è e quindi continua a concedere un'abilità che oggi passa da dire e non è così, non è che ma questo qua era uno, no, era in anticipo con oggi, non lo so, se non si vede, Scarto magnifico. Soprattutto per la modalità che ha espresso il proprio pensiero, con rispetto che ha espresso il proprio pensiero, quindi questo credo sia doveroso riconoscerlo, perché lui ha fatto l'amministratore per tanti anni, ha gestito una cosa pubblica per tanti anni, e vedete che si impara anche il rispetto per le modalità e la maniera costruttiva con cui si portano avanti le proprie idee, perché è giusto avere idee differenti che non sia la forza del mondo, però è anche giusto confrontarsi con una modalità simile. Quindi chi vuole intervenire nella modalità costruttiva di Giovanni, non voglio altre modalità che credo non sia assolutamente corretto per rispetto di tutto, possa venire qui di fianco al tavolo, sul microfono, così sentano tutti. Prego. Buonasera, sono Francesco Vanno, anch'io come si è parlato prima, sono nato qui, ho vissuto qui per tanti anni a Porticaro. Conosco tutta la realtà di questa zona anche perché ho fatto una tesi qualche anni fa che interessava proprio l'urbanistica in questa città. Io volevo solo fare delle brevi riflessioni. La prima, si parla di recupero del patrimonio edilizio, di recupero del patrimonio edilizio. La legge citata prima è stata usata in molte città per riqualificare i centri storici perché riusciva a favorire gli espropri e tante altre cose. Quindi la prima considerazione mi dispiace veramente quando hanno battuto quella pensilina. Io in un'altra realtà, a Montebelluna, ho visto una vecchia stazione di servizio trasformata in un bellissimo negozio di scarpe. In altre realtà nel Padovano hanno fatto la stessa cosa. Purtroppo noi non abbiamo questa cultura, non l'abbiamo mai avuta, questo mi dispiace. Seconda considerazione,
la più importante. Abbiamo speso tanti soldi per l'urbanistica, più di 1 milione, il professor Dolcetta, mio coetaneo all'Università di Venezia. Però non ha risolto la cosa principale, la viabilità. C'era un vecchio piano, che era il piano Savonà, fatto subito dopo il Vajont, che quello sia lungimirante, fatto da tecnici di cultura e di esperienza, che prevedeva la cavola MAS, che era un sistema intelligente per portare fuori dalla città il primo flusso di traffico, quello del transito. Il secondo flusso di traffico che interessa il progetto guidato è la viabilità di distribuzione. Poi c'è la viabilità che noi chiamiamo dialogamente e poi c'è la viabilità locale. Quindi pensate che tutte queste strade dovrebbero avere delle caratteristiche. Invece noi abbiamo 3 assi viari. Quello che viene da Feltre, quello che viene da Gordino e quello che viene da Ponte Milano, che si convoglia, pensate, in una rotatoria di quanti, scusa, 33 metri e voi la portate a 36 metri. Siamo ridicoli. Ecco, quella è un interscambio. Quando sento parlare di queste cose, che per me in cui sono per risolvere il problema della viabilità, io dico così non si risolve niente, perché la rotatoria può risolvere un po' di problemi, ma non risolve il problema della viabilità pedonale. C'è un'altra cosa che mi stupisce. Avete pensato, cioè hanno pensato i progettisti, di fare l'accesso di tutto il supermercato dalla strada che sale dallo stadio e che arriva giusto al contrario, perfetto. Allora, una cosa che mette in crisi la rotatoria, i testi parlano chiaro, è che quando c'è un flusso continuo di macchine da una parte, quel flusso continuo blocca tutto quanto, per cui il casino c'è adesso e il casino ci sarà sempre. Un'altra cosa, poi chiudo. Io ho sempre avuto rispetto per i miei colleghi architetti urbanisti. Diciamo per gli architetti urbanisti non è che proprio il buon sangue tra gli ingegneri e gli architetti, perché loro hanno un modo di ragionare un po' diverso dal nostro. Ma comunque, brevemente, sì, se quello staff tecnico lì ha messo del verde, forse c'era principio logico, quello che non avendo risolto il problema della viabilità di transito, perché non c'è nessuna strada che porti fuori il traffico dell'autostrada verso l'ogni di villeggiatura, che visti il traffico in maniera intelligente, tutto si risolve in via Vittorio Veneto e noi lo sappiamo perché viviamo sempre questa realtà assurda per un comune di quanto? 40.000 abitanti, Paolo, 46, scusa, non riusciamo a venire a Ponte delle Alpi, ne riusciamo ad andare a Ponte delle Alpi perché c'è il caos. Ecco, questa cosa, io mi rilascio quello che diceva Giovanni, c'è un nodo di interscambio tra 3 flussi di traffico che non verranno mai risolti perché ci vorranno anni prima di fare un'altra strada, giusto? Perché andare a fare il supermercato che vai a incasinare ancora di più? Anche per la modalità costruttiva, chi vuole intervenire è pregato di venire qui con il microfono. Decidete voi. Cartomiere. Io sono quell'assessore che ha voluto mettere il vincolo di verde su quell'area. Redigendo il piano regolatore generale, non facendo una variante particolare, l'abbiamo fatto nel 96 pensando che quello era un punto strategico della città dove era necessario che il pubblico
si mettesse la sua bandierina, perché era necessario che in quel posto comandasse la ragione pubblica. Non c'è però. Il distributore è rimasto aperto fino al 2014, caro assessore, fino al 2014. Nel 2014 il vincolo era decaduto, certamente è rimasto decaduto, ma non è qui che dobbiamo discutere di però o non però. Qui dobbiamo discutere, mi rivolgo al sindaco, di una volontà politica. Perché se noi, dico noi, giunta che io, di cui mi onoro di aver fatto parte, e che ha fatto questo piano di controllo, e che quindi ha pensato alla città nel suo insieme, se noi abbiamo messo il vincolo in costanza di destinazione urbanistica dell'ENI, non vedo perché voi, in assenza di una destinazione urbanistica in atto, dovete trasformare quella zona bianca in una zona destinata al supermercato. Non è una questione urbanistica, non è una questione di ingegneri, è una questione politica. Avevate in mano quell'area, la avete ancora. Ma come? Voi siete, allora, applicate, allora questo è il punto politico. O volete esercitare quelle prerogative che la funzione vi dà e che vi siete guadagnati davanti ai cittadini con i voti, o non la volete esercitare. Di fatto oggi voi state subendo l'iniziativa del privato. Avete in mano un'area che non è zonizzata, un'area che è tecnicamente, diciamo così, banalmente bianca. Voi la volete far diventare supermercato. Questo è il punto vero della questione. E nessuno ovviamente vi paga per fare questo. Se mai quell'area oggi può dirsi degradata e ancora non lo è, non è perché l'Agip aveva chiuso il distributore, perché se basta chiudere un distributore per dire che un'area è in degrado, ingegnere no, lei l'ha attestato nella sua deliberazione. Io quando ho letto la sua deliberazione del 22, francamente l'ho letta purtroppo il giorno prima, però dentro di me ho detto, ma che coraggio, mi spiace dirlo, ma ho pensato, ma che coraggio. E al consigliere comunale, o non più, non ricordo, Usata, che me lo faceva leggere, ho detto, ma io non ci credo. Io ho avuto anche un po' di preoccupazione nei confronti di chi affermava una cosa di questo genere in un atto pubblico destinato ad andare in consiglio comunale. E purtroppo ho votato. Purtroppo votato, lo dico vergognosamente. Non giustifica che oggi, che c'è ancora la possibilità di rimediare a quel vulnus che ha altre spiegazioni, e per chi conosce non occorre dar tanto a spiegare, ha altre spiegazioni. Ma quel vulnus che c'è stato, voi lo potete rimediare. Sindaco, se lo fa, lei avrà la cittadinanza dietro di sé. Non solo il sottoscritto, con tutta la stima che
lei sa che no, e non solo il sottoscritto, ma avrà l'intero quartiere, perché il problema del quartiere non è quello. Facendo il supermercato si crea il problema e non se ne risolve nessuno. Allora, o ci, come dire, abbiamo il coraggio delle nostre prerogative e allora facciamo le scelte. Ma facciamole verso i cittadini, facciamolo con quello che chiede questo quartiere. Questo quartiere non chiede supermercati, non chiede supermercati, chiede verde, chiede luoghi in cui trovarsi. Queste sono le iniziative da dare, ma che bisogno c'è oggi di andare così in fretta, spediti, come frecce, ad approvare questa cosa che, ripeto, ma chi ci va? Nel luogo più incasinato di Belluno andiamo a metterci ancora più casino. Quando lei andrà in consiglio comunale lo deve spiegare. Questo deve spiegare, perché questa è la politica. Lei è stato chiamato qui e posso dire, io no, qui a fare per rispondere a queste, non per perdersi in alzigogoli giuridici, in cose urbanistiche, in capacità più o meno improbabili, ma è questo il punto. Oggi noi abbiamo un'area che è ancora nelle mani del comune, tant'è che voi andate a deliberare. Se non fosse nelle vostre mani, scusa Paolo, ma cosa ci vai a fare tu il consiglio comunale? Ma qual è l'atto di pianificazione urbanistica che tu hai fatto? Tu stai dicendo, io ho ricevuto questa cosa qua, non posso dire di no, tu stai arretrando con fermezza e dici ti farò una rotatoria, ma voglio dire, ma il punto non è la rotatoria, il punto è, ripeto, scegliete il supermercato, quell'area è stata acquistata a quanto? A quanto? Perché è stata comprata a 210.000 euro? Perché è stata acquistata a 210.000 euro? Allora chiediamo ai privati che quando hanno pagato quell'area. Perché è stata acquistata a quel prezzo? Perché quell'area era bianca. Se non avesse avuto l'aspettativa più o meno recondita, non si chiama urbanistica, questa cosa si chiama speculazione. È trarre ricchezza dal suolo pagandolo poco e facendolo trasformare dal pubblico. Se il prezzo vero è 210.000 euro, chiedo a voi e chiedo all'amministrazione, dopo la vostra variante di dopodomani, quanto varrà quel suolo? Quella pseudo perequazione che si vorrebbe scontare
facendo un'opera, non pagando euro, non pagando. L'opera la faranno sempre i privati, no? Non credo che il comune di Belluno abbia problemi a fare con la contatoria. Allora sì che si non per colpa dei cittadini. Franco, non per colpa dei cittadini. Io qui oggi sono un cittadino. Sono un cittadino del territorio veneto. Sono un territorio veneto nel 1960. E conosco quel posto meglio di tutti. Finisco. Se quell'area valeva 210.000 euro, questa è operata a 210.000 euro. La perequazione va misurata su questo. Non su altro. Ma c'è un dato in più. Se quell'area vale molto per essere un supermercato, è perché in quell'area c'è molto traffico. Cioè quell'area ricava ricchezza dal traffico che c'è. Cioè il casino fa ricco l'imprenditore che giustamente fa il suo mestiere, ma lui non c'è un certo niente. Quindi andiamo a alimentare, a incrementare quella ricchezza portando ulteriori problemi alla gente e risolvendo i problemi di chi evidentemente li fa investimenti. Finisco, Sindaco, credimi, avrai la città dietro di te. Per la questione dei 210.000 euro, io direi che se possiamo sapere in questa assemblea come stanno le cose, la si vedono. Sarò brevissima. La mia amica Cristiana mi ha detto: ma tu non abiti in questo quartiere, è vero? Io abito nel centro storico e so che tanti cittadini del centro storico hanno firmato quella petizione perché sappiamo che i negozi del centro storico chiudono uno dopo l'altro e quindi io sono qui per chiedervi se sorge un altro supermercato, che fine fa il centro storico? Altri interventi? Ciao, anch'io come Lina abito il centro storico e in realtà perché sono intervenuta proprio per dire che il problema di quest'area, questo snodo, non è un problema di questo quartiere, è un problema di tutti. Ancora di più lo è quando io sono anche urbanista e vi dico, se ne sentiranno tante di chi è la colpa, è stata vostra, l'articolo l'ha fatta per l'amministrazione, l'altra quella dopo perché non è stata revocata. Qui è una storia che sarebbe da scrivere un libro di una vicenda che mette l'urbanistica sotto i piedi, perché io faccio il mio mestiere. Chi ha rubato il telefono dell'assessore Gamba lo ricordi? No, dicevo, guardate, il connubio tra l'urbanistica e la politica, no? È un connubio denso, io credo di vedo tanti colleghi qui, potremmo fare una discussione tra di noi. Il tema è perché l'urbanistica è politica. Io quando scrivo cosa faccio? Scrivo, sono un
urbanista che si occupa di politiche urbane e mi sono grata di fare questo mestiere, mi piace. E mi piace anche occuparmi di politica, non di partitismo. Stiamo attenti, questa è una vicenda che non può essere risolta con la questione colpa mia. Ci sono degli errori. Primo errore, dichiarare quell'area degradata, non lo era. Guarda caso, per questo dico che bisognerebbe scrivere un libro, perché guarda caso immediatamente dopo viene abbattuta la pensilita e diventa un'area degradata. In maniera che questa non è un'area degradata. Allora il primo errore è stato lì. E chi è venuto dopo, prima, chi ha pensato di commettere un errore, doveva impugnare quella delibera. Perché chi ha dichiarato quell'area degradata ha dichiarato il falso. E questo è il primo errore. Altri errori ce ne sono stati, ma al di là degli sbagli, dei passaggi dell'urbanistica, della tecnica, Luigi ha descritto lo stesso Vinetto Rossi, ma quando a un tecnico viene detto, ma si può fare, si può cambiare quella legge urbanistica, il tecnico mi risponde sì, si può. E questo è il centro della situazione, che si vuole e la tecnica segue il volere. La tecnica segue il volere, perché esistono strumenti oggi urbanistici, quali ad esempio la perequazione urbanistica, la perequazione edilizia. Allora rimettetevi al tavolo con il privato che può avere i suoi sacrosanti diritti e offritegli un'altra area in un altro luogo a fronte di una perequazione. Se qualcuno se l'è inventata la perequazione è perché ci sono sempre stati nell'urbanistica i furgoni e l'urbanistica nel tirare una linea detta il ricco e il povero. Questa è una storia che ci insegnano subito all'università. E per non dettare il ricco e il povero si è inventata una perequazione dicendo bene, se c'è una ingiustizia palese e se l'interesse pubblico non prevale su un diritto, attenzione, lo chiamo diritto perché io qui non voglio mettere la colpa su nessuno, su un diritto acquisito da un privato, ma prevale l'interesse pubblico, ti do uno strumento che si chiama perequazione perché all'interno del piano tu prendi il diritto del privato e glielo assolvi in altre maniere. Ora, chi sa leggere la città dice che è un'assurdità un supermercato di fronte ad un altro supermercato. È un'assurdità il pensiero che ci sia un quartiere con ancora, guardate, un quartiere vivo questo, dove ancora ci sono piccoli negozi, piccoli commercianti, persone che inevitabilmente si reggono a malapena. Okay? Ora, la cosa che mi ha stupito, sapete qual è? Che dopodomani non c'è solo questa di delibera in ordine del giorno. Dopodomani il sindaco presenterà al Consiglio comunale il documento preliminare per la variante generale del piano dell'intervento. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che si farà il piano regolatore generale che oggi, perché l'urbanistica è fatta di questi due, il PAT, che è una cosa strategica, diciamo, no? E poi c'è il piano di interventi. Si è detto, si è fatto il PAT, il vecchio piano regolatore è diventato il piano degli interventi, cioè quel piano che ti dice esattamente cosa puoi fare, dove lo puoi fare, con che metri quadri lo puoi fare, il verde, la strada, tutte le cose più, diciamo, operative. Si chiama operativo per questo. Ora, si dice perché il PRG diventa piano di interventi? Perché si è notato che il PRG vecchio non andava in tanta difformità in un'altra strada da quello del PAC. Però guarda caso adesso si fa la variante al piano regolatore vigente obbligatoriamente. Cosa vuol dire? Che li mettiamo in discussione gli interventi di tutta la città che sono ritenuti incoerenti con la visione del PAD e con la visione che l'amministrazione riterrebbe incoerente con la propria visione.
quindi voi avete non solo lo strumento di prendere l'ordine del giorno, ritirarlo, ritrattare col privato, trovare formule perché siano soddisfatti gli interessi del privato e prima quelli del pubblico, perché 800 firme sono 200 cristiani che hanno messo una firma, che vogliamo dare un senso, no? Allora, ritrattate. L'altra cosa che dico, nello stesso ordine del giorno, c'è la variante al piano regolatore generale, che vuol dire c'è la partenza, ma dentro quel documento preliminare dovrebbero esserci gli interventi, le priorità e le scelte dell'amministrazione. Ora, spero che ci siano. Ma no, io guarda, non sto parlando di tecnicismi, perché sappiamo benissimo che se io ti presento un'osservazione dopo che hai presentato il piano, tu troverai il capitolo tecnico per dirmi questa cosa non può andare bene. Io sto dicendo a voi quello che ha detto io, avete due modalità di intervento. Una, ritirare quella delibera, prendere tempo di contattare, lasciare perdere. Due, mentre fate la rireale al piano regolatore generale, ridisegnate quest'area sulla base dei criteri dati da parte, ascoltate le persone e ritroviamo un sistema dove quest'area, che è di tutti, ripeto, non può essere il nodo dove tutto si ferma. Vi dico onestamente che io non vengo qua tantissime volte, però ho un medico di mia madre sotto nell'edificio dell'hotel. Ecco, allora tutti sanno che uscire e entrare da lì è un disastro. Tutti sanno che ti basta avere una persona non abile, hai grandissime difficoltà, forse altro che ti trovi imbottigliato e i tempi sono tempi. Sappiamo che tu lavora con il giornale, gli strumenti li avete, concordo con quello che ha detto Livio. Guardate, non facciamo una questione di parte, facciamo una questione politica, che vuol dire rivolta alla cittadinanza, rivolta a questa città. Mi dispiace dirlo, iniziano ad avere strumenti questi dove uno legge qual è il pensiero che vogliamo che diventi questa città. Ben venga che avete fatto l'assemblea, ma non si può fare un'assemblea pubblica quello che il giorno già stampato. Questo è l'altro problema che volevo dire, scusatemi, perché da esperta di partecipazione non si è mai detto che si fa un'assemblea pubblica quando la decisione è già assunta. La si fa la siciliana non posso dire perché Devo fare subito intervento, devo fare una domanda rispettosa. Chiedo, quando è che sarà ricostruita la pensione? Altre domande? Anche la mia domanda è molto banale, sicuramente non nel tempo che abbiamo elevato, che abbiamo sentito poco fa, ma molto pratica. Cioè, la mia domanda è questa, molto semplice. A margine di questa discussione, con i tempi che ci vorranno per qualsiasi tipo di decisione, nel frattempo quell'area lì è in uno stato integrato penoso. Cioè, ci sono le facce che stanno uscendo sul lanciapiede, sono state riferite anche, è stato detto anche che ci sono delle pappe che hanno preso la ragione. Allora la mia domanda è semplice, questa proprietà non dovrebbe essere tenuta a tenerla a vita? E se avessi un terreno con una riforma della pubblica, avrebbe fatto No, chiedo,
ma l'utente che ha venduto l'area voleva fare una bonifica, dice sotto per cisterne che contenevano questi carburanti. Il distributore vendeva più di 3 milioni di litri di carburante all'anno. Io ho parlato nel 2022, purtroppo dopo nel 2023 è morto l'ultimo gestore del distributore, solo parte del gestore prima. E lui mi ha detto che questa area qua deve essere bonificata perché le cisterne cadevano tantissimo. La bonifica non è mai stata fatta, almeno da quello che mi ha detto. Se è stata fatta, deve esserci anche un documento della vita che ha fatto, perché deve essere super specializzata. Per fare una bonifica di un minimo distributore costa almeno 300 milioni. Là, per un distributore da 3 milioni di litri di carburante, penso che la cifra sia molto elevata. Adesso la vendita del 210.000 euro in un'area del genere sembra una cifra esordica. È vero che non si sapeva, ma sapeva già che passava tutto e non è dato un supermercato non è il problema. Ma là c'è questa politica che devono dimostrare di aver fatto. Dopodiché, se abbiamo un nuovo benefattore che spende 600.000 euro per opere, Prego. Io solo una parola che cerco di essere, per la quale cerco di essere sintetico. Sono l'avvocato Francesco Foriato, pensionato che abita in Piazzale Resistenza. Saluto i rappresentanti dell'attività comunale e del Comitato Valdanica. Sono d'accordo con quanto ben commentato dall'ingegnere Piero. Scusate, perché le sue osservazioni sono state quanto mai fondate, interessanti e utili. Propongo quindi che il comitato di questi rappresentanti si organizzi per fare un'eventuale iure, un'eventuale azione di contrasto all'edificabilità, perché siamo di fronte a un fatto compiuto, una realtà già costituita da una vendita, quindi da una proprietà contro la quale non so quanto possa l'attuale amministrazione opporsi. Quindi, stando a quanto scrivono i giornali oggi, che oggi si chiede il ritiro della delibera comunale oppure di voler optare per l'installazione in sito di una casa delle associazioni quale centro civico e culturale. Mi sia consentito. Primo, costituiamo questo comitato perché in caso di avvio di questo piano costruttivo ci sia una pari azione giudiziaria contraria. Dobbiamo essere anche concreti, grazie a voi. Quanto sia utile o inutile temporeggiare. Dimentichiamo che la delibera di area commerciale è già stata assunta nel 22 e che, ancorché qualificato sia un indirizzo sociale nel 22
dalla giunta Massaro, purtroppo la proprietà attualmente potrebbe iniziare l'opera. Allo Stato quindi non vale di dilungare la questione, anche perché si danneggia la proprietà dell'area commerciale, che può dichiararsi impossibilitata di intraprendere e completare l'opera nei termini dovuti, specie in vista delle Olimpiadi 2026. L'osceno aspetto attuale dell'area è veramente una vergogna. Quanto alla costruzione, passo un altro caso di una casa delle associazioni per un intento civico e culturale, così come suggerita da Daniele. Mi pare che manchino tutti gli elementi a sostenerlo. Infatti il luogo è meno adatto possibile, in quanto le eventuali opere civiche chiamano il centro. Se facciamo la casa delle associazioni, sarà fatta eventualmente nei pressi del centro, anche perché è il luogo più opportuno. D'altra parte, il tema culturale che si porta avanti non è oggetto di esame, perché un'opera civica e perché manca il confronto con gli assessori interessati, quale quello della cultura. A fronte di tutto ciò, il territorio di Valdivica ha bisogno di nuove installazioni, non ha bisogno di nuove installazioni di edifici istituzionali già presenti in centro, o quale la scuola sovrastante la chiesa di San Giuseppe, e sappiamo che come si è finita ed è ridotta. Quando abbiamo bisogno di servizi in zona verde o in zona bianca, il territorio è interessato dal bene vivere di tanti pensionati che preferiscono solo incontri di condivisione e di un corretto scambio di rapporti, alieni da rumore, da schiamazzi e da motoscooter strepitati. Già il campo sportivo annovererà un flusso d'aumento di persone a cimentarsi in zona, con gare di competizione ed aumento del sonoro, a disturbo dell'udito di tanti audio sofferenti, per cui si reclamano in zona spazi di verde a garanzia di rapporti tranquilli fra le persone in loco, vigilanza dei locali per favorire l'accesso a quanti dal limitato incedere, difficoltà a camminare, controllo dei punti di incontro, ove notte e tempo s'attaccano gruppi di monellerie lungo le scalinate e gli androni del millennio, pulizia delle strade infestate da erbe e soprattutto da buche e da chiusini malmessi che attentano il passaggio spesso incerto dei cittadini lungo i marciapiedi e quant'altro utile e desiderato dagli abitanti in zona. Questo è veramente necessario. Basta case a disturbo a Valdivica. Allora, io direi di andare in conclusione. Ringrazio tutti i presenti per il confronto costruttivo, ovviamente sulla scala degli eventi nuovi, e